Valdagno a 10 con 15 punti, 5 vittorie su 5, ormai il primo posto assicurato per quanto riguarda la regular season. Per quanto riguarda la regular season, oggi invece tutti si affronteranno Rotteristica Scaglianese e Valdagno, che tutti quei 3 punti sono fondamentali il Valdagno ha l'occasione di chiudere già stasera, quindi il discorso secondo posto, mentre la Rotteristica Scandianese poi la Rotteristica la Rotteristica Scandianese invece vuole provare comunque ad acciuffare il secondo posto, che è fondamentale per gli accoppiamenti poi in Final Four, che si giocheranno il 15 e il 16 giugno in luogo ancora da decidere per appunto decretare la squadra campionessa d'Italia. Mancano pochi minuti all'inizio dell'incontro. Tanto foto di rito per la formazione di casa. Attendiamo anche l'arrivo delle avversarie, ovvero, come abbiamo già detto, il Valdagno, che quest'anno comunque ha avuto una Elena Tamiozzo in meno in rosa, e questo ha influito molto nel corso della stagione. È comunque una giocatrice fondamentale come lei. Una giocatrice fondamentale, appunto nella scorsa estate passata in Portogallo. Ora è quasi tutto pronto. I due giocatrici stanno scegliendo la pallina e il campo. Con l'arbitro Gabriele Marini, che oggi dirigerà l'incontro. Tanto andiamo a vedere anche le formazioni. Partiamo dalla squadra di casa, con in porta Greta Ganassi col numero 22, poi Ferrarini col numero 2, Jimeno col numero 8, Berti 6, Calia col numero 4. Dai Andrea. Gallotta col numero 3, Giardina col numero 5, Galli 24, Pisati 30. Ganassi Greta col numero 22, Ferrarini Sofia 2, Maria Vittoria Gimeno Dip 8, Berti Anna 6, Calia Valeria 4, Marquez Perez Carla della Valle 17, Gallotta Alessandra 3, Giardina Nicole 5, Contrelli Alice 24, Isati Chiara 30, allenatore Massimo Guardieri. Per il Valdagno, Parlato Teresa 1, Rossaldo Stella 10, Bertinato Sofia 4, Lorenzato Elisabetta 5, Cerato Marta 6,
Cestonaro Chiara, 7. Rubega Laura, 8. Floriani Iole, 9. Rossetto Ludovica, 24. Orsato Anna, 77. Allenatore Benetti Davide. Arbitro Gabriele Marini. Mai quasi tutto pronto. Le due squadre che appunto stanno discutendo degli ultimi dettagli della partita con i propri allenatori. Tanto diciamo anche la formazione del Valdagno con Teresa Parlato col numero 1, Stella Rossato col numero 10, Sofia Bertinato col numero 4, Elisabetta Lorenzato col numero 5, Marta Cerato col numero 6, Chiara Cestonaro col numero 7, Laura Rubega col numero 8, Iole Floriani col numero 9, Ludovica e Rossetto con il 24 e conclude col numero 77 Anna Orsato. Tutto pronto, intanto le squadre sono in pista, manca solo il fischio d'inizio del direttore di gara. Benetti che schiera per il Valdagno Teresa Parlato, poi Anna Orsato, Marta Cerato, Ludovica Rossetto e Sofia Bertinato. Risponde Massimo Barbieri con Ganassi in porta, poi Marquez, Ferrarini, Berti e Jimeno come giocatrici esterne. Ha sorpreso molto la scelta di schierare, anzi di convocare Marquez in questo incontro. Dopo c'è stato un lungo ballottaggio con Giacanto Frau, risolto a favore della numero 17 nonostante i 5 gol segnati nel derby dalla ex giocatrice del Matera appunto nell'ultima giornata vinta dalla rottellistica scandianese per 11-2. Nell'ultima giornata invece il Valdagno non ha giocato. L'ottava giornata la squadra veneta la recupererà il 4 maggio contro il Matera che avrà un weekend molto impegnato perché il giorno dopo avrà appunto lo scontro contro appunto la rottellistica scandianese sempre alle ore 18 qua al Palaregnani. Ultima giornata appunto di regular season in attesa appunto delle finali. C'è ancora un po' di attesa per l'incontro. Ricordiamo appunto la classifica. Matera, come abbiamo già detto prima, quasi sicuro dei 3 punti contro il Forte dei Marmi, anzi partita già conclusa con il risultato schiacciante di 11-2 per le lucane. Valdagno che segue a 10 punti, rottellistica scandianese a 9, Forte dei Marmi a 7
e Roller Scandiano a 3 punti. Situazione già abbastanza delineata per quanto riguarda i primi 4 posti, a meno di grandi sorprese le squadre qualificate alle Final Four sono Matera, Valdagno, Rotellistica Scandianese e Forte dei Marmi. Quello che resta da capire è solo come si posizioneranno al termine della stagione per appunto gli accoppiamenti delle finali. Ricordiamo che appunto le semifinali si giocheranno il 15 di giugno, mentre la finalissima che decreterà la squadra campionessa d'Italia il 16 giugno. Nell'ultima partita la Rotellistica Scandianese ha avuto una grandissima prova di forza nel derby contro le rossoblù della Roller Scandiano, con un risultato abbastanza netto di 11-2 che ha aiutato sì, la Rotellistica Scandianese a riprendere confidenza della propria squadra, un po' più di fiducia che si era persa nelle altre 2 partite, appunto l'andata contro il Valdagno e contro il Matera. Sono arrivate 2 sconfitte, ma ora la Rotellistica Scandianese si è ripresa ed è pronta stasera a giocare una grandissima partita. Grandissima partita per continuare il percorso. Ora tutto pronto per l'inizio. Il primo possesso lo avrà il Valdagno con Cerato ed inizia la partita con Orsato che prova a gestire, poi serve la numero 24 che va dietro la porta, cerca di liberarsi, poi serve Bertinato prova a salire, poi torna indietro da Rossetto che prova la prima conclusione dell'incontro. Ganassi si fa trovare pronta, risponde presente all'incontro. Attenzione al numero di Rossetto che viene atterrata da Jimeno. Primo fallo dell'incontro a favore del Valdagno. Ha provato una bella azione personale Ludovica Rossetto, fermata appunto dalla numero 8 giallonera. Si riparte con la punizione battuta, occhio acerato, Jimeno le soffia via la pallina, poi fa ripartire l'azione con Anna Berti che vede uno spiraglio per Ferrarini, poi Marquez che però sbaglia il passaggio, recupera il Valdagno, poi sempre Marquez riesce a chiudere la traiettoria, parte Berti, il tiro di poco a lato, primo brivido in casa Valdagno, quindi un'occasione a testa in questo primo minuto di gara. Recupera Berti che lancia Jimeno, 1 contro 1, Jimeno, il tiro, la parata di Parlato. Partita 1000 questo incontro. Subito le squadre vogliono andare subito in vantaggio. Marquez per Jimeno, poi l'arbitro ferma tutto, si riparte a metà campo. Jimeno subito per Marquez, sbaglia il passaggio Marquez, vede tutto Rossetto e poi riparte il Valdagno.
con Orsato, poi Rossetto per Bertinato, poi ancora Rossetto che prova ad avanzare, indietreggia Cerato, poi prova a buttarsi in mezzo, poi torna a lato, ancora Rossetto che serve Cerato. È molto chiusa a livello difensivo la rottellistica scandianese, però ha il buco lasciato in mezzo, prova ad approfittarne il Valdagno, ma chiude tutto la squadra di casa. Poi passano i 5 secondi, l'arbitro ferma il gioco di nuovo. Jimeno, Marquez prova a metterla in mezzo per Berti, non ci arriva la numero 6 giallonera, poi dall'altra parte subito il Valdagno con Bertinato in mezzo per Cerato che la liscia, poi scontro di gioco tra Ferrarini e Cerato, l'arbitro vede il fallo e fischia punizione per il Valdagno che viene battuta subito. Poi viene servita a Orsato, avanza Cerato, il tiro a lato, non impensierisce Ganassi, poi ancora Rossetto, un po' di confusione nell'area della rottellistica scandianese, ma riesce a rimediare la squadra di casa. Parte Marquez, si allunga, poi l'arbitro Marini vede un fallo ai danni della squadra di casa. Marquez per Jimeno, serve Berti, si torna indietro da Ferrarini, ancora Marquez, poi Berti si libera, serve Jimeno, poi Berti si fa vedere in mezzo, ma Jimeno preferisce tornare indietro da Marquez. Marquez si accentra, poi prova il tiro dalla distanza, copre il tiro Cerato e crea questa azione offensiva. Ancora Bertinato dietro la porta, poi blocca tutto la difesa giallonera, ancora però il Valdagno in attacco, parte Orsato, poi chiude la traiettoria Jimeno. Rossetto avanza, ci mette la stecca Ferrarini, ma Rossetto insiste. Orsato per Bertinato, la numero 77 che serve Rossetto, il tiro dalla distanza, blocca Ferrarini. Poi vediamo se Marquez riesce a liberarsi della marcatura di Cerato che sta pressando molto bene, infatti ha indotto la squadra di casa all'errore. Cinque minuti di partita fino adesso, partita molto incandescente, si sente quanto sia importante vincere questa partita sia da una parte che dall'altra. Ancora il Valdagno avanti con Bertinato, cerca lo spiraglio, nessuna compagna che si fa vedere, infatti poi Jimeno con cattiveria recupera pallina, poi ancora Jimeno, scambio con Marquez, poi avanza il numero 8, il tiro che però finisce alto, non trova lo specchio della porta e non impensierisce Parlato.
poi alza e schiaccia di Rossetto, giudicato con l'arbitro che giudica che la stecca troppo alta e quindi fischia, però riparte la squadra ospite con Cerato che prova a liberarsi e poi prova il tiro, ancora Valdagno, numero di Bertinato, poi prova il tiro ma Ganassi para ancora, poi sì, una sorta di placcaggio a metà campo, per l'arbitro è fallo ovviamente e quindi si riparte con Jimeno per Marquez, scontro di gioco con Anna Orsato, scontro giudicato un po' pericoloso dal direttore di gara. Si riparte con Jimeno che cerca un passaggio per Marquez, ma riparte Orsato, vede libera Bertinato, ancora Bertinato in mezzo, poi scontro di gioco tra Bertinato e Jimeno, l'arbitro non vede nulla. E parte Cerato, si allunga, poi serve Orsato, il tiro, Marquez blocca, poi può partire azione personale 1 contro 1, il tiro, il palo della numero 17, attenzione al contropiede del Valdagno, si ritrova Cerato tutta sola davanti al portiere, però poi viene fermata, ancora Valdagno con Bertinato, viene servita per vie centrali Orsato, ma blocca tutto la difesa della rotellistica scandianese. Jimeno, poi serve Gallotta, appena entrata, ancora risultato bloccato sullo 0-0, partita molto bella da vedere anche per chi è super partes, davvero tante occasioni sia da una parte che dall'altra, anche la partita dopo quasi 10 minuti non riesce ancora a trovare una squadra capace di trovare il gol. Attenzione a Bertinato, ci prova 2 volte e per 2 volte Ganassi ci mette il guantone e blocca il risultato. Poi Rubega sulla pallina, pronta per battere la punizione, il tiro di Rossetto, ancora fallo della rotellistica scandianese, parte Bertinato, va dietro la porta, viene atterrata, non abbastanza però per essere giudicato fallo e quindi lascia proseguire il direttore di gara. Poi Berti da sola contro 2, ne hanno la meglio le giocatrici del Valdagno che possono far ripartire l'azione. Passaggio lungo per Cerato che può provare il tiro, non trova la porta, quindi ancora 0-0.
Ancora avanti il Valdagno. Cerato prova il tiro, ancora fallo. Può partire Ferrarini che serve Gallotta. Gallotta avanza, si gira, Gallotta il tiro, si lancia, parlato, poi viene fregata pallina Berti, riparte il Valdagno con Rossetto, poi Orsato per Cerato. Avanza Cerato in mezzo per Orsato, poi ancora Gallotta, torna indietro per Berti, poi serve Ferrarini. Imeno da sola contro due, si gira, poi prosegue, poi continua a mantenere il possesso, serve Gallotta, poi Imeno, Berti per Ferrarini che riesce a recuperare, poi mette in mezzo per Berti, non perfetto il passaggio e questo permette al Valdagno di ripartire, e poi il tiro di Rubega e la parata di Ganassi. Poi siamo già di nuovo dall'altra parte con Imeno che prova la conclusione, può ripartire però Rubega, il tiro visuale praticamente coperto da Gallotta, che ha permesso appunto alla squadra di casa di non subire gol in questa occasione. Era il primo time out dell'incontro, 12 minuti davvero di partita intensa, però il risultato ancora sullo 0-0. Davvero una delle partite più belle che abbiamo visto fino ad oggi nel campionato femminile, a mio avviso, davvero entusiasmante, anche se il gol deve ancora arrivare, ma c'è tempo anche per questo. Si vede come entrambe le squadre debbano vincere per forza stasera, anche perché poi sia per la Rotellistica Scandianese che per il Valdagno il prossimo incontro è contro il Matera, quindi non sarà facile per entrambe le squadre andare a vincere contro un colosso come la squadra lucana. Parte l'incontro dopo questo primo time out, appunto per la precisione 13:39 al termine della prima frazione di gioco. Orsato prova il tiro dalla distanza, blocca Berti, poi ancora Orsato che avanza, Orsato il tiro, poi Ganassi blocca, poi Imeno cerca il passaggio lungo, si fa trovare Gallotta, poi sbaglia qua il passaggio, ma Ferrarini riesce a recuperare, però troppo lenta nel gestire la pallina. Passano i 5 secondi e il possesso passa nella stecca delle giocatrici del Valdagno, con Orsato che ora prende il palo, rischio qua per la squadra di casa, ancora
le ragazze del Valdagno in attacco. Altra occasione qua per la squadra ospite. Nel frattempo ritorna in pista Marquez che dà il cambio a Ferrarini. Ora quindi in pista la numero 17, attenzione qua con Rubega che trova Bertinato libera. Bertinato che trova il passaggio per Orsato, il tiro dalla distanza che sembrava quasi un pericolo per Ganassi, ma nulla da fare per la squadra ospite. Ora Bertinato sempre dietro la porta, si fa vedere Rossetto ma non ci arriva la numero 24. Rubega per Orsato, Orsato in mezzo, ci arriva Jimeno che blocca tutto. Può ripartire la rottellistica, ne approfitta della sponda la numero 8. Non ci arrivano né Gallotta né Berti. Poi si riparte con la punizione per il Valdagno. Attenzione, Bertinato prova il passaggio in mezzo, cercare Rubega, blocca tutta la rottellistica. Attenzione, Jimeno, attenzione, viene atterrata la numero 8 ma per l'arbitro non c'è fallo. Qua occasione davvero importante per la rottellistica scandianese. Vediamo come oggi il giudizio arbitrale molto, diciamo che sì, Marini sta permettendo molto, lascia molto correre. Prova qua l'occasione, l'occasione Rubega, poi Jimeno per Marquez, serve Jimeno per Gallotta che però perde il possesso, recupera Cerato, lunga per Rubega, in mezzo per Bertinato, la pallina però resta lì, viene atterrata da Jimeno ma ancora niente per l'arbitro. Qua occasione per Jimeno che serve Marquez che sembra quasi che non si aspetti la pallina, infatti arriva impreparata al tiro e lascia appunto far ripartire il Valdagno. Berti, scontro con Orsato, altro time out a 10 minuti dalla fine del primo tempo, questa volta chiamato dall'allenatore del Valdagno, ovvero Davide Benetti. Partita che, sì, come abbiamo già detto, piena di occasioni per entrambe le squadre. Davvero ci stiamo divertendo questa sera. Come già detto, il risultato è ancora sullo 0-0. Vediamo chi sarà la prima squadra a trovare la via del gol. Adesso ho suonato la prima sirena. Suona anche la seconda e quindi siamo pronti per gli ultimi 10 minuti di primo tempo. Si riparte nell'area della rottellistica scandianese con il Valdagno che può avvalersi del primo possesso.
attenzione, lascia tutto libero Gallotta, lascia il passaggio per Orsato, però sbaglia questa occasione. Può ripartire la rotellistica con Gallotta che fa il passaggio corto per Marquez, poi Marquez vede Jimeno, Berti utilizza la sponda per arrivare a Gallotta, poi Gallotta si libera di Cestonaro, poi prova il tiro, Parlato copre il suo palo e respinge, però ancora la rotellistica con Berti, ancora Jimeno, avanza, poi tira, ci mette la stecca Cestonaro, lancia lungo per Bertinato, in mezzo non ci arriva Cerato, poi si allunga la numero 6 del Valdagno e perde il possesso per Berti, poi Gallotta indietro per Marquez, poi Jimeno si scontra con Orsato, poi lascia andare e quindi recupera il possesso il Valdagno con Cerato che però perde tempo, quindi ora possesso per la rotellistica scandianese. Marquez prova il tiro dalla distanza, copre Cestonaro, poi recupera. Cestonaro avanza, prova l'azione personale ma viene fermata, poi ancora Bertinato da dietro la porta, si fa vedere Orsato, si posiziona per il tiro, si allunga Ganassi e para quest'altro tiro, poi attenzione a Jimeno, attenzione, pericolo per il Valdagno, ma ancora niente da fare per le ragazze della rotellistica scandianese. Poi fallo per il Valdagno. Cerato, serve Orsato, poi ci mette il guantone Ganassi. Poi Cestonaro, anche lei perde tempo, ci mette troppo a liberarsi della pallina, passano i 5 secondi e quindi possesso per le ragazze in maglia giallo-nero. Poi Gallotta prova il tiro ma Parlato blocca tutto, ferma, blocca il risultato. Poi Orsato per Cerato, trova Bertinato libera, avanza Bertinato, si libera e poi prova il tiro, si difende bene in questa occasione la rotellistica, poi Berti lancia Ferrarini che torna indietro, poi Berti brava qua a liberarsi, poi Gallotta prova ad avanzare ma ferma tutto l'arbitro, anche qua per i 5 secondi. Si parte con il possesso per il Valdagno, Orsato prova la conclusione ma che non impensierisce la numero 22 della rotellistica scandianese, poi Ferrarini prova il passaggio, recupera Marquez, poi prova il passaggio che diventa una sorta di tiro che arriva nei pressi di Parlato che spazza via, ma ancora la rotellistica prova a liberarsi Berti dell'avversaria ma viene fermata, poi ancora Valdagno il tiro
di Rossetto che prova la conclusione, si dispera per il gol mancato. Sei minuti e 19 alla fine del primo tempo, ancora 0-0. Cerato prova a metterla in mezzo, poi respinge Ganassi, poi 1 contro 1 tra Berti e Rossetto, ma blocca tutto al numero 24. Rossetto, poi per Cerato che la mette in mezzo, ancora Cerato che la spedisce alta. Rischio qua enorme per la rotellistica scandianese, che ha rischiato molto di subire gol. Attenzione all'anima entrata Calia che serve Marquez, prova il lancio lungo per Ferrarini, non ci arriva la numero 2, quindi può ripartire il Valdagno con Lorenzato che serve Bertinato. Bertinato si libera, il tiro, la para Ganassi, grande protagonista di questo primo tempo, che ha salvato il risultato parecchie volte. Ancora Rossetto il tiro, ancora la parata di Ganassi. Strepitosa partita stasera. Lorenzato per Bertinato, può proseguire la numero 4 del Valdagno. Attenzione, di nuovo Berti, serve Marquez, Marquez si libera, il tiro, la parata di Parlato. Calia, serve Berti che però non ci arriva, poi Calia a terra Lorenzato e l'arbitro vede il fallo e fischia. Punizione per il Valdagno che viene battuta subito con Rubega per Bertinato. Può avanzare la numero 4, il tiro a lato. Altro pericolo, però subito dall'altra parte Marquez libera Calia, il tiro che però viene parato dal portiere del Valdagno. Attenzione, Rossetto che si lamenta di un fallo subito. L'arbitro gli dà ragione e quindi vede anche lui il fallo e quindi punizione per il Valdagno. Orsato sulla pallina, prova il tiro Lorenzato, però trova la balaustra. Ancora Orsato, Lorenzato prova a gestire, Orsato per Rossetto che non stoppa benissimo la pallina, poi si libera il palo, che rischio per la rotellistica scandianese, poi altra occasione per il Valdagno. Ancora il Valdagno con Rossetto che prova ad avanzare. Prova Marquez, prova a partire Marquez ma si allunga troppo la pallina, ci arriva Lorenzato, poi Orsato prova a fare lo scambio, vede tutta la rotellistica, attenzione Marquez, il tiro, la parata di Parlato. Marquez per Jimeno, deve partire Jimeno, attenzione allo scontro con Rossetto, poi
l'arbitro si stanca di entrambe, ha visto un comportamento scorretto da entrambe le giocatrici, sia Jimeno che Rossetto, quindi cartellino blu. Cartellino blu per Jimeno e Rossetto. Scandianese che per i prossimi 2 minuti si dovrà privare della giocatrice più forte della squadra, di una giocatrice che in questi 2 anni è cresciuta davvero molto in squadra, cresciuta davvero molto, è arrivata dall'Argentina, questo è il suo secondo anno nella rotellistica scandianese, davvero una crescita continua per la numero 8, la squadra di casa. Ora altro time out, il secondo chiamato dal Valdagno. A 3 minuti dalla fine. A 3 minuti e 2 secondi dalla fine del primo tempo, ancora 0-0. Andiamo a vedere anche i falli, 8 per la rotellistica scandianese, 4 per il Valdagno. La rotellistica scandianese rischia comunque anche la punizione per altri 2 falli. Dovrà stare molto attenta la squadra di casa per adesso il secondo tempo. Ma non è punizione di prima partita? Si riparte. Con la pallina che viene spedita fuori dalla pista, quindi pallina che dovrà essere rimessa in gioco. Ferrarini sulla pallina. Ferrarini e Berti vede Gallotta, si gira Gallotta, il tiro, la parata del portiere del Valdagno. Ancora Ferrarini e Berti sulla pallina. Ferrarini e Rubega, perdono. Sbaglia il passaggio Gallotta, libera la giocatrice del Valdagno, poi ancora Rubega, trova il passaggio per Lorenzato, poi il tiro dalla distanza di Lorenzato che trova però Gallotta che devia il tiro, però ancora il Valdagno con Floriani che serve Lorenzato carica il tiro, la parata di Ganassi a bloccare il risultato, poi ancora rotellistica con Berti che subisce fallo, altro time out a 2 minuti dalla fine. Ora gli ultimi 2 minuti del primo tempo sono fondamentali, sarà fondamentale ora mantenere la calma per non subire gol per entrambe le squadre.
ultimi minuti di solito sono quelli con più tensione. Allora, per un altro minuto la Rotellistica e il Valdagno dovranno fare meno delle due giocatrici con il cartellino blu. Imeno e Rossetto. Ora si riparte dopo l'ultimo time out del primo tempo con Ferrarini sulla pallina. Fischia l'arbitro. Ferrarini serve Marquez, si fa vedere Berti, poi scambio tra le due, sbagliato però da Rotellistica, poi prova il tiro Floriani, non trova la porta la numero 9, poi Rubega per Orsato. Ora possesso per la Rotellistica con Ferrarini che serve Marquez, sbaglia il passaggio Marquez, ha l'occasione Orsato, sbaglia però il numero 77 del Valdagno, poi Gallotta qua brava a fregare la pallina a Lorenzato, poi prova il tiro Berti che è deviato, recupera Floriani per Lorenzato, con l'alza e schiaccia, finisce a lato della porta difesa da Ganassi, poi sbaglia, non arriva allo scambio Marquez, però riesce a recuperare comunque Berti che gira dietro la porta, poi cerca una compagna libera, non si fa vedere nessuna, si libera ora Marquez, poi Gallotta in mezzo, prova la conclusione ma non è abbastanza forte per impensierire Parlato, poi Orsato dall'altra parte, serve Floriani dietro la porta, poi Rubega che si prepara a quella che sarà l'ultima occasione del primo tempo, mancano poco meno di 30 secondi. Però bruciano il possesso le giocatrici del Valdagno, quindi ora occasione importantissima per la Rotellistica Scandianese che agli ultimi 20 secondi di primo tempo nella metà campo avversaria e può sfruttare una grande occasione per provare ad andare in vantaggio e chiudere appunto il primo tempo in vantaggio. Ferrarini e Marquez sulla pallina, esegue il passaggio Ferrarini, poi per Marquez che sbaglia, attenzione al Valdagno con Rubega che però perde possesso, recupera la Rotellistica e finisce qua il primo tempo. Rotellistica Scandianese 0, Valdagno 0. Ci aspetteranno altri 25 minuti davvero di fuoco e soprattutto infiniti per vedere chi la spunterà. Per il momento è tutto, ci vediamo nel secondo tempo.
Io ho capito spetta, dico, no, no, ma da lui che mi ho visto lui qua, guarda che si è rifiuto la questo microfono. Quindi secondo te che fai anche da solo? Fai da solo? Sì, se vogliamo una mano, Cioè, se tanto il microfono è pronto, il microfono c'è, lo accendiamo, sì, quindi se lo vuoi fare, se lo vuoi fare,
augurare buona fortuna a Picasso che ha fatto il suo usuario e presto su tutti gli piattaforme online e questa maglia potranno ascoltarla. E mi raccomando, andiamo bene, mi raccomando, ma ha paura. Sì. Non fuori, non fuori, chi vuole? Sono andato ieri, ieri sono andato allo shisha. Sì, chi? Oh, Pedro, Vera, Sara e Sakura. Non si faceva Sakura. Chi l'ha portata? Me preferito. Mi ha mandato il video, no? Prova. 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 Si sente? Bene? Ok. Quasi tutto pronto per l'inizio della ripresa. Ora qui con me c'è anche Gabriele Ganassi. Buongiorno a tutti. Giocatore della formazione di Serie B della Rotellistica Scandianese, che ci aiuterà in questa serata a dare anche un giudizio tecnico sull'incontro. Dai Gabri, com'è stato il primo tempo per te? Ma molto movimentato, diciamo che abbiamo avuto diverse occasioni da gol, 5-6 volte siamo arrivati davanti alla porta ma non siamo mica riusciti a buttarla dentro, e poi abbiamo ricevuto un tiro che ha preso il palo. Diciamo sì, le azioni pericolose ci sono state tipo 5-6 volte per noi e per loro una davvero fondamentale che hanno sbagliato, ma per ora siamo ancora 0-0. Tanto passato quasi un minuto nel secondo tempo, attenzione qua al Valdagno che prova un'occasione, ha avuto un'occasione importante, è stata neutralizzata dalla squadra di casa. Ora ha l'occasione per provare l'azione personale, la numero 8 Jimeno. Orsato prova il tiro da distanza, blocca Marquez. Sì, Jimeno no, Marquez ha qualche problema.
Sì, ha subito un colpo prima nel tiro di Orsato. Però sembra tutto a posto. Sembra riesca a continuare. Comunque stavo dicendo prima di questo piccolo problema che Gimeno è davvero un pilastro importante per questa squadra, perché quando lei è in campo la squadra gira molto, molto forte, riesce a creare molte occasioni e per ora non segnando ancora, ma speriamo di farlo presto. Sì, il Valdagno in questo secondo tempo sembra essere entrato con una cattiveria in più. Ancora la rotellistica scandianese deve raggiungere la porta di Parlato. Ce n'è qua Marquez che serve Berti, poi il passaggio per vie centrali all'indirizzo di Gimeno, che può andare 1-1 contro il portiere, trova la conclusione, non trova la porta. Subito dall'altra parte il Valdagno. Incredibile la tecnica di questa ragazza che con 3 giocatrici avversarie è riuscita ad arrivare in porta a tirare da sola. Sì, ormai Gimeno è diventata davvero una giocatrice di grande classe, l'abbiamo detto anche prima, ha davvero fatto una crescita importante in questi 2 anni in Italia. Vedremo se anche l'anno prossimo la vedremo in maglia giallonera, sarebbe un piacere vederla qua ancora per molto. Tanto 22-17, alla fine ancora 0-0. Ricordiamo i falli: 8 per la rotellistica scandianese, 6 per il Valdagno. Qua Rossetto può far ripartire la sua squadra, si libera Bertinato, poi prova la conclusione, debole, Ganassi ci arriva e salva il risultato ancora una volta. Poi Orsato prova a liberarsi e viene atterrata. Rigore per il Valdagno. Ora il Valdagno avrà un'occasione importantissima per trovare il gol dell'1-0. Va Rubega, anzi scusate, non è rigore ma punizione. Sembrava che avesse indicato il dischetto del rigore l'arbitro. Attenzione a Rubega. Intanto ok, non era messa a posto la pallina sul dischetto. Parte Rubega 1 contro 1 con Ganassi, il gol dell'1-0. Valdagno che trova il vantaggio con la numero 8 Rubega. Valdagno che quindi segna il primo gol dell'incontro. Subito Gimeno ci crede, ci prova. Ora Marquez sbaglia qua il passaggio, però riesce comunque a recuperare Ferrarini. Prova a servire Berti ma non ci arriva la numero 6 giallonera. Ora però il Valdagno sembra più carico dopo il gol segnato, ovviamente ora c'è quella carica emotiva. Il problema è che mancano due falli alla punizione di prima, a una nuova punizione di prima che potrebbe
abbassare il morale dopo della rotellistica. Sì, ovviamente ora è fondamentale evitare falli, soprattutto quelli un po' più inutili, che rischiano sì, solo di rovinare l'andamento della partita. Quindi sì, non si può rischiare più di tanto nei contrasti. Jimeno lancia Marquez, arriva Sui pattini. in ritardo. Cerato la mette in mezzo per Rubega, prova il tiro al volo, para Ganassi. È riuscito a prendere bene la palla al volo. Sì, la coordinazione è stata davvero praticamente perfetta. È stata brava qua Ganassi a salvare la porta della rotellistica scandianese. Tanto rientra Gallotta al posto di Ferrarini. Adesso la formazione è più rivolta all'attacco. Sì, è entrata in pista una giocatrice come Gallotta, che comunque ha molta esperienza e può tornare utile in momenti come questi della partita. Sicuramente con la sua esperienza aiuterà la squadra a mantenere comunque il pallino della partita. Berti, serve Jimeno, poi Rispetto al primo tempo hanno più difficoltà a riuscire a passare a metà campo entro i 5 o i 10 secondi e vengono pressate molto alte e questa pressione riesce, diciamo, a sconcentrare e farli perdere la palla prima di passare a metà campo. Devo riuscire a trovare gli spazi per passare e stare un po' più tranquille, diciamo, magari riuscire a fare gol. sì, ovvio che ora la rotellistica scandianese deve trovare la calma e provare situazioni come questa. Attenzione, Jimeno da sola si allunga Parlato. Grande contropiede. Sì, davvero qua grande azione della rotellistica, perché ci crede nel pareggio, ci crede, la squadra di casa non molla un centimetro, sa quanto il risultato sia importante. Attenzione a Cerato che prova ad entrare in area, poi viene fermata, può far ripartire l'azione per la rotellistica Marquez, che serve Berti indietro per Gallotta. Ora ancora Jimeno prova la finta, poi vede il passaggio per Gallotta, ma ci arriva prima Cerato, poi Orsato il tiro, brava qua Ganassi a respingere, poi Berti prova la conclusione alta. Questi ultimi minuti stanno riuscendo a passare a metà campo solo riuscendo a fare 1 contro 1 e hanno dei problemi a far girare la palla perché tornano molte volte nella loro metà campo, giocatrici della rotellistica. Attenzione Marquez, il tiro, la parata ancora di Parlato, poi dall'altra parte Orsato prova la conclusione. Ora Rubega per Orsato, Rubega per Cerato, Cerato avanza, poi serve Bertinato, brava qua la difesa della rotellistica scandianese a intercettare la pallina, poi Rubega con esperienza si libera di Marquez.
Ancora Marquez può far partire l'azione, sbaglia il passaggio, Bertinato 1 contro 1, il palo, poi la parata di Ganassi nella respinta. Qua rischio enorme per la rottellistica scandianese. Che rischio qua, che rischio. Sì, c'è stati 2 tiri in cui un palo e una parata del portiere che hanno fatto molto preoccupare, diciamo. Comunque siamo riusciti a superare questo momento. Adesso bisogna stare attenti a non perdere la calma, a cercare di nuovo un equilibrio in cui non sia sempre andare avanti e indietro, perché poi, diciamo, oggi è una giornata molto calda e in campo si sente. Sì, anche nel palazzetto comunque le alte temperature si sentono, ovviamente sì, è ovvio che ne risente anche a livello fisico questa temperatura quasi estiva. Ovviamente in momenti come questi gli schemi si rompono, ovvio che bisogna provarle tutte per fare il risultato. Intanto vediamo se riusciamo a passare a metà campo. Gallotta prova ad avanzare, ma questi 5 secondi sono maledetti per entrambe le squadre, che più di una volta appunto hanno avuto questo tipo di problema. A Rossetto che può partire, prova l'azione personale, non vede nessuna compagna libera, poi fa vedere Rubega. Attenzione a Rubega, il tiro, però trova il guantone di Ganassi, che sta facendo davvero tutto il possibile questa sera. È entrata Lorenzato che prova il tiro. Diciamo che la fortuna del Valdagno è anche riuscire a cambiare le giocatrici abbastanza spesso da riuscire a avere molto fiato e avere sempre la stessa intensità nel girare palla, nell'attaccare, nel difendere. Tanto passano i 5 secondi. Sì, si vede che comunque il Valdagno è una squadra che gioca assieme da anni e ormai si vede che si è creata una chimica importante nella squadra, al contrario della rottellistica scandianese che negli anni ha cambiato molto, è cresciuta sì, ma ha cambiato tante giocatrici, e poi anche il fatto che, attenzione qua, ha Orsato, palla 2, ha 2 giocatrici come Gallotta e Marquez che non si allenano costantemente con il resto della squadra, magari può creare qualche disagio, ecco, nella squadra. Poi Rubega il tiro che finisce a lato, e ancora il Valdagno in possesso con Lorenzato, la conclusione, Ganassi para ancora. Sono passati 12 minuti in cui i falli per la rottellistica sono rimasti praticamente uguali, 8. Si vede che ne hanno parlato a metà tempo e è stato detto, diciamo, di non fare falli appunto per questa ragione, per non prendere la punizione, e forse per questo che hanno un po', diciamo, abbassato un po' la pericolosità in attacco anche. Sì, ovviamente questo incide molto nel corso della partita, ovviamente. Qua altra occasione del Valdagno. Sì,
Sì, diciamo nel secondo tempo il Valdagno sta creando davvero tanto. Trattato sì, in pista con una condizione differente. Però ricordiamo il risultato di 1-0 con il gol di Rubega su punizione di prima. Attenzione qua a Rossetto, giocatrice molto pericolosa stasera. Attenzione allo scambio, Marquez, il palo di Marquez, incredibile l'occasione sprecata dalla rotellistica scandianese. È un'altra azione da aggiungere al tabellino delle azioni in cui la rotellistica è stata pericolosa davanti alla porta, ma sembra maledetta e non si riesce a segnare. Sì, la porta davvero difesa da Teresa Parlato è maledetta stasera, davvero sono state tante le occasioni. Qua questa è stata davvero limpida. Attenzione a Berti, il tiro, che qua si era mossa bene, peccato per come si sia conclusa l'azione. Subito Cerato, sì, qua rigore, ma non sono tanto convinto. Non so te, Gabri, cosa... Ma diciamo che ci sono state altre azioni simili in cui l'arbitro non ha concesso il fallo perché è stata presa prima la pallina. Qua se ci fosse il VAR come nel calcio potremmo andare a rivedere, ma... Tanto è entrata Lorenzato per battere il rigore. Lorenzato comunque già ha fatto vedere nel corso della partita di avere un ottimo tiro. Vediamo se trasformerà. Prova il tiro, il gol. Gol di Lorenzato, decisa, l'abbiamo detto, ha un ottimo tiro e infatti l'ha dimostrato anche in questa occasione. Gol del Valdagno, 2-0. C'era anche arrivato il portiere, peccato sia continuato ad andare indietro anziché rimbalzata dalla parte opposta, ma comunque giocare con la paura di fare due falli per non prendere il rigore e poi avere due punizioni così non fa bene all'umore, diciamo. Sarebbe stato meglio forse prendere due falli all'inizio, prendere la punizione e giocare la partita un po' più tranquillo. Sì, ovviamente questo è un peso importante, pesa come un macigno non poter sbagliare da questo punto di vista. Peccato per questa occasione, per un rigore molto ma molto dubbio. Se fosse sì il replay potremmo rivedere, peccato non averlo. Intanto entra Valeria Calia. Altra giocatrice di esperienza, ormai una veterana dell'hockey italiano. Alla quarta stagione con la casacca giallonera, dopo una vita passata a Matera. Attenzione a Jimeno per Marquez, il tiro dalla distanza che non trova lo specchio della porta. Poi Cerato per Orsato, ancora Cerato, si spinge in avanti Cerato, prova a lanciare il cestonaro in porta, poi dall'altra parte Berti
che non riesce ad arrivare al tiro. Ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti di partita, 2-0 per il Valdagno. Ora time out. 8-8 in tanti falli, quindi possibilità di vedere anche una punizione di prima in tutte e due le porte. Sì, che può essere un'occasione per entrambe le squadre, per il Valdagno ormai per chiudere il risultato e per la Rotellistica di Scandianese per provare perlomeno a riacciuffare il risultato. 10 minuti sappiamo come nell'hockey possono essere tantissimi, possono essere un'infinità. Anche in un minuto si possono fare 2-3 gol molto veloce in questo sport. Sì, l'hockey ci ha abituato a imprese davvero clamorose. Chissà che non sia anche questa la serata per vedere una rimonta storica. Con magari un gol anche all'ultimo secondo. E non sarebbe la prima volta. Penso che almeno una partita su 10 finisca con un gol nell'ultimo minuto. Tanto finisce il time out. Marquez lancia Jimeno bloccata da Cestonaro, prova a liberarsi, ecco che si libera, poi prova la conclusione, copre benissimo il proprio palo parlato, poi Calia fa fregare la pallina da Bertinato, poi recupera Berti, poi palla che Marquez passa, la mette in mezzo davanti alla porta. Marquez contro 2. Calia cerca una compagna libera, si fa vedere Marquez, poi per Berti il tiro, per una strana deviazione arriva nella stecca di Bertinato, poi prova il tiro debole che non preoccupa la difesa della Rotellistica. Ora Jimeno può far ripartire da capo l'azione, a Berti, però riparte il Valdagno, 2 contro 2, si avvicina alla terza giocatrice, scivola Calia, può liberare uno spazio per il Valdagno che ha Bertinato, il tiro blocca Ganassi, ancora Rotellistica con Jimeno, ancora Berti, il tiro, il gambale di Parlato. Ancora una volta il fantasmino davanti alla porta ferma la palla. Attenzione qua Berti. Jimeno ricomincia da capo per Berti. Io il tiro di Berti! Che gol di Anna Berti che riapre la partita. Gol a dir poco clamoroso. Bellissimo, bellissimo il gol della numero 6. A 8 minuti dalla fine, 8-8 i falli, quindi possibile rimonta. Ora col gol è tutto da riscrivere, ora l'inerzia passa dalla parte della Rotellistica Scandianese. A Orsato ci mette il guantone Ganassi, parte Calia. Adesso si scaldano gli animi della Rotellistica, Marquez, che vede la possibilità di rimontare. Prova ad avanzare e Berti con il gol segnato
davvero si è caricata tantissimo, lotta su tutte le palline ora. E come lotta, attenzione Marquez. Poi Marquez sbaglia il passaggio, poi Bertinato per Paraganassi, però riparte Berti. Non trova nessuno e manda la palla nell'altra parte del campo. Può partire Orsato, insegue Calia, molla l'avversaria. Attenzione, rischio qua per la rotellistica, Bertinato lasciata sola in mezzo all'area, poi Jimeno prova ad arrivare al tiro, viene bloccata, è subito bloccata. Ora Marquez recupera, lancia a Jimeno, il tiro di Jimeno, la parata di Parlato, poi lancio lungo di Berti per Jimeno, lo scambio sempre di nuovo con Berti, dietro la porta, attenzione, perde la stecca Rossetto, poi Calia può far ripartire l'azione, parte, non segue Marquez, occhio a rischio, 2 contro 1, Brava parata di Ganassi. poi Marquez può partire, Marquez va dietro la porta, va a mettere in mezzo per Calia che non vede arrivare il passaggio e perde il possesso alla rotellistica scandianese. Ora con Jimeno il tiro, mette in mezzo, ci mette la stecca Parlato. Intanto è entrata Gallotta al posto di Calia. L'allenatore prova a attaccare di più. Ora abbiamo il time out, abbiamo un attimo di calma dopo questi minuti davvero incandescenti di partita. Sì, e stanno attaccando molto di più le ragazze della rotellistica, però bisogna stare attenti che sono già 4-5 azioni in cui non c'è proprio un vero giro palla, ma è più che altro contropiede su contropiede. Quindi la partita è ancora lunga, mancano ancora 5 minuti e la mia paura è che se continuino così si stanchino, anche se sembra che il clima stia diventando più fresco rispetto al primo tempo in cui era davvero tanto caldo dentro al palazzetto. Sì, ovviamente ora sono gli ultimi 5 minuti, è chiaro che gli schemi si siano rotti, perché ovviamente uno in queste situazioni non pensa più agli schemi provati in allenamento, l'importante è arrivare al risultato e non importa come, ma va raggiunto. Tanto il time out chiesto da Massimo Barbieri dopo il cambio di Calia con Gallotta. Attenzione qua, Sembra sia stato fatto per tipo, dare indicazioni e per come gestire la partita in questi ultimi minuti. Attenzione a Jimeno per Gallotta, serve Berti, fa vedere Jimeno, prova a liberarsi, attenzione, mantiene il possesso Jimeno, poi la mette in mezzo per Gallotta, non si aspetta il passaggio, poi Lorenzato per Orsato, ancora Lorenzato a Rossetto, ottimo qua il blocco di Lorenzato, però poi Gallotta ferma tutto, parte da sola, ora si fa vedere Berti che parte in mezzo, poi perde la pallina,
poi ci può andare avanti, ci può andare Orsato, para ancora Ganassi. Lorenzato il tiro. Gallotta qua poteva spingere un po' di più per provare a raggiungere la pallina, mai preferito temporeggiare. Lorenzato per sì, Massimo Barbieri dice di pressare di più perché effettivamente mancano 3 minuti e non bisogna lasciarle giocare. Cioè, il Valdagno sta girando palla a metà campo, poi provando il tiro da lontano per cercare di perdere il tempo, diciamo dei 45, far finire il tempo e poi andare al tiro alla fine. Qua altro errore di Marquez. Sembra che abbiano perso un po' di lucidità in quest'ultimo minuto. Diciamo che dopo 47 minuti di gioco, ovvio che la fatica si sente, però bisogna fare un ultimo sacrificio per provare a raggiungere almeno il pareggio. Pareggio che significherebbe praticamente la matematica del secondo posto per il Valdagno, agli scontri diretti a favore. Vediamo che appunto all'andata ha vinto la squadra veneta. Partita di meno, ma a mio avviso il tiro troppo lontano per riuscire a sorprendere il portiere. Guardate, ho sbagliato, perché attualmente c'è solo un punto tra le due squadre, quindi con la vittoria, esatto, il Valdagno si assicura il secondo posto. Invece con il pareggio tutto si definirebbe all'ultima giornata. Orsato prova il tiro, ci mette la gamba Marquez. Poi attenzione Berti ha un'occasione importante qua. Attenzione Berti, però qua sbaglia lo stop. Recupera il Valdagno con Lorenzato, poi perde tempo. È lanciata a Calia, non vede partire il passaggio. Altro possesso perso. Poi Jimeno, attenzione, 3 contro 2. al tiro di Berti. Sarebbe stato meglio un passaggio e gestire meglio questo 3 contro 2. Qua sì, ultimo time out, anzi penultimo, perché siamo due a favore, due chiamati dal mister del Valdagno, uno invece da Massimo Barbieri. Mancano pochissimi minuti alla fine di questa partita e attualmente il risultato è di 2-1. Sì, la tensione diciamo che si sente tanto, sia da una parte che dall'altra, e anche il fiato delle ragazze non penso che sia al massimo in questi ultimi minuti, però le ragazze dell'Arturistica riescono a non fare i falli per riuscire a concedere la punizione di prima, e se riuscissero a fare un altro gol. Il time out è finito, adesso ci aspettano davvero un minuto intenso di partita. Ora ne vedremo delle belle. Parte il Valdagno con Orsato, poi Cerato, ancora Rossetto, fa partire Cerato, poi serve Bertinato, può partire Rossetto,
viene disturbata da Jimeno. Cerato, parte Bertinato, qua occasione persa dal Valdagno. Vediamo se all'ultima occasione la rottellistica, invece il Valdagno probabilmente riuscirà a chiudere con la partita con il possesso. Attenzione, no! Berti lancia Marquez, sbaglia il tiro Marquez, non ci posso credere, che occasione sprecata da Marquez, e finisce qua la partita. 2-1 per il Valdagno. Rottellistica 1, Valdagno 2. Che occasione persa qua da Marquez, che occasione persa. Peccato davvero per la rottellistica scandianese, perché oggi ha giocato davvero una grandissima partita. È stato più preciso però il Valdagno. Sì, diciamo che festeggiano le giocatrici del Valdagno, ma anche le giocatrici della rottellistica. Perdere una partita 2-1 importante così, prendendo 2 gol per delle punizioni, ma riuscendo a fare gol sull'azione, diciamo, non è da considerare una sconfitta, una vera sconfitta. Sì, ora è tutto da decidere. Comunque sì, il Valdagno conferma il secondo posto, perché ora in classifica sale a 13 punti. La rottellistica scandianese invece si ferma a 9, e questo quindi ormai è matematico. Il Valdagno si assicura il secondo posto in regular season, e quindi alle finals si presenterà con una posizione molto più tranquilla. Esatto. Dal Palaregnani è tutto, vi auguriamo una buona serata. Arrivederci. Alla prossima partita. Salve. Andiamo in filo. Usi questo qui? Uso questo questo. Due persone. Per il pagamento come facciamo? 2 ore era quelli che abbiamo parlato al telefono, poi se vuoi finire più tardi magari vedi tu. Che no, ma si leva subito? Sì. Ok. No, per il supplemento del ritardo ci pensiamo. Oh, non cominciare! Io Luca aveva detto fino alle 7:30.
più o meno finiscono verso le 7:30. La volta è andata un po' più lunga perché ci sono state più interruzioni. Ma perché abbiamo molto da fare, un altro lavoro io da fare. Allora, sono oggi. Dai, ci sta che riprendi a questo. Ti riprendi questo? No, oggi dai, io ti riprendi questo. Perché dovevi prendere? Io dico dai, se vengo mio fisso, si viene sempre. Se vieni? Sì. Ah, oggi? Ma qui a Poccato? Sì, mi sta male. Ah, da uomo, magari? Sì. Sì. Ah, per Pasqua, cioè per primavera? Sì. Devo portarlo questo. Zoom da qua. Zoom, prova. Ok, prova. Prova, mi senti? Ok. Complimenti per la partita. Però una partita. Oh, non si sente. Sì, aspetta, scusa. Ciao. Prova. Mi senti? Mi senti? Ok. Rifaccio. Ma come tolgo il microfono? Prova. Complimenti per la partita di stasera, 3 punti fondamentali che vi assicurano il secondo posto. Come concluderete il campionato? L'ultima partita la giochiamo contro il Matera, sarà una partita molto difficile per noi perché il Matera è una grande squadra e vedremo come ci farà giocare il mister. Come dicevamo, questa vittoria vi assicura appunto il secondo posto e quindi anche per le finali è molto vantaggioso. Come andrete alle finali? Alle finali andremo pronte, speriamo di arrivare in finale, ce la metteremo tutta e continueremo così come stiamo facendo il nostro percorso tutte insieme. Ok, grazie mille, Grazie a voi. buon rientro. Grazie. Cre, riesci a chiamare qualcuna delle nostre? Sono giocati via. Aspetta. No. Corri, Dio, che dai. Per me erano sempre in difesa, ma ormai che perdete, ma tirate. Allora? Oh Gil? Gil? Si sente? Che faccio? Gil? Io faccio Gil. Gil, dai, forza e coraggio.
Gil, vieni a mangiare con noi dopo. Dai che andiamo in via. Vuoi parlare da qui? No. Dai, no, non la faccio. Dai, vai via. Perché? Anna. Prossima volta. Va bene, non toccate troppo. Sai, siamo qua con Anna Berti, complimenti comunque per la partita giocata oggi, ha giocato una grande partita, anche complimenti per il gol. Cos'è mancato rispetto al Valdagno per vincere questa partita? Beh, sicuramente la sicurezza, l'attacco più che altro, ma la sicurezza di andare sotto porta e fare gol, quella è la cosa principale. La prossima partita è contro il Matera, è importante per chiudere al terzo posto. Come la giocherete? Con anche quali motivazioni? Beh, sicuramente di fare un buon risultato, il Matera è una squadra molto forte. Noi daremo tutto, come oggi, e nulla, il risultato poi si vedrà. Ok, grazie mille Anna. Grande Gil.